La quinta corsa è la quarta manche di questo super frustino, la finale. 1 Frankie Bright, Santuraita, la 2 Falco Trio, Filippo Monti, 3 Forever di Casei, Roberto Vecchione, 4 Family di Casei, Francesco Facci, 5 Farida Grab, Francesco Pettinari, 6 Forever Fly, Vincenzo Gallo, 7 Fender Black, Davide Di Stefano, 8 Fatù di Poggio, Alessandro Gocciadoro, 9 Forgido, Antonio Di Nardo, 10 Freccia Nera, R, René Legati. Macchina che si prepara al lancio, partiti. Veloce dal centro dello schieramento Family di Casei che prende la testa, velocissimo dalla seconda fila, Freccia Nera R che si sistema seconda in corda, mentre ha sbagliato Forever di Casei. All'esterno c'è Farida Rab, poi cerca una posizione Forgido e la trova avanti a Falco Trio. Rimane in mezzo alla pista invece Forever Fly, 200 metri del battistrada in 15, punta in avanti Forgido che anticipa le mosse di Forever Fly e va sul leader, insiste Forgido all'attacco di Family di Casei, sopravanza dopo 400 metri in 29,8 ma non passa. A contatto rimane Freccia Nera R, partita bene dalla seconda fila, poi ancora Forever Fly, quindi Frankie Bright, poi Farida Rab, 600 in 44,6, alla fine è passato Forgido ma con spesa importante. Nella sua scia Family di Casei, terza in corda è Freccia Nera R, mentre avanza all'esterno Forever Fly, poi ancora Frankie Bright, 800 in 59,5, in seconda pariglia c'è Falco Trio avanti a Fatù di Poggio. Sulla curva di destra prosegue in vantaggio Forgido, che Antonio Di Nardo ha portato al comando e ora guida a buon ritmo, si va verso il chilometro passato in 1,15 dal leader. Forgido in vantaggio nella sua scia Family di Casei, ha sbagliato Falco Trio, parziale da parte di Fatù di Poggio che cerca di venire via dal fondo del gruppo. Intanto però Forgido continua con buon passo e tiene i rivali a distanza, 1,29,5 i 1.200 di gara. È in vantaggio Forgido con 3 lunghezze nei confronti di Family di Casei, poi Freccia Nera R, lo scatto in terza corsia da parte di Fatù di Poggio, guadagna di dentro invece Frankie Bright sul calo di Forever Fly, la retta d'arrivo per Forgido che l'affronta in nettissima evidenza nei confronti di Family di Casei, finisce bene Freccia Nera R, poi Fatù di Poggio. Forgido nel finale vince chiaramente, mentre Freccia Nera R regala un altro secondo a René Legati avanti a Family di Casei, poi Fatù di Poggio e Frankie Bright. 1,14,2 Forgido in gran forma, Antonio Di Nardo per Sandro Miraglia, i colori del signor Ivan Andrea Colombari, la vittoria del numero 9 dello schieramento. Questi 10 punti permettono ad Antonio Di Nardo di salire a 15 in classifica e andare in zona qualificazione. Molto bene ancora René Legati che sale a 12 grazie al secondo posto datogli da Freccia Nera R, una super partenza dalla seconda fila. Successo però tutto per Forgido e Antonio Di Nardo.